Cari telespettatori, ben ritornati con noi, con l'FNP CISL, con il nostro ospite, quindi ben ritrovato in studio Giulio Fortuni, segretario generale FNP Padova e Rovigo. Grazie di essere qui con noi. Buonasera a tutti e a tutte. Allora, il tema lo affrontiamo periodicamente, però ogni volta presenta delle criticità ulteriori, ovvero la questione delle case di riposo. Vedremo di sviluppare nell'arco della trasmissione fin dove sarà possibile le diverse problematiche e le possibili soluzioni proposte dal sindacato. Intanto la nuova questione che emerge in tutta la sua evidenza è il fatto che comunque, nonostante siamo in una fase, speriamo, remissiva del Covid, quasi tutti gli anziani ricoverati abbiano una buona copertura vaccinale, tutto quel che si vuole, in molte case di riposo non c'è la struttura e il personale necessario e sufficiente per consentire le adeguate visite. Ma non è solo questo, si tratta poi, come giustamente ci scrivete voi, delle rette che sono altissime e che alcune case di riposo hanno aumentato in virtù di costi aumentati di certe materie prime, di riscaldamento, elettricità. Ma non è solo questo, insomma ce ne sono veramente tante, ci sono tante questioni. Vediamo un po' di affrontarle insieme, segretario, per capire quali potrebbero essere gli sviluppi. Io direi di partire però subito a supporto di quello che lei ci racconta, vedere le case di riposo oggi, quindi la prima slide che ci fa capire un po' la panoramica un po' in generale, quindi la prima slide che dà dei numeri sostanzialmente. Prego, ci dica cosa stiamo affrontando. Ma la pandemia, questo tsunami che è avvenuto, ha solamente ampliato problemi che già esistevano. Però durante la pandemia le case di riposo sono state lasciate sole, anche la sanità pubblica si è veramente cimentata in un'attività sempre ammirevole, se vogliamo, per garantire che gli ospedali fossero serventi alla situazione, che ci fossero le separazioni dalle cure, eccetera, però le case di riposo sono state lasciate sole. Tant'è che una buona parte, il 47% dei morti per Covid sono avvenuti nelle case di riposo. Allora, qual è stata la ondata iniziale? È stata quella di colpevolizzarle addirittura, e invece no, perché se la prendiamo alla larga e guardiamo cosa è successo, avevano mille ragioni di lamentarsi, e noi spezziamo una lancia a favore delle case di riposo, che si sono veramente date da fare tantissimo, e chiaramente con i mezzi limitati che avevano, con un aggravante in più, che durante la pandemia la necessità di manodopera verso sanità ha aspirato, cioè le ha proprio prosciugate della manodopera, perché alla sanità, nel sistema sanitario, gli operatori sanitari, medici, infermieri e OS guadagnano di più, e di conseguenza, magari in vista anche di un posto più sicuro, più certo, più duraturo, erano più appetibili, e quindi si sono transitati. Che sia stato uno tsunami lo dice addirittura, e me lo sono portato con me, un'inchiesta che poi è stata oggetto di un report molto dettagliato di Amnesty International, che depone a favore appunto delle case di riposo. Cioè le case di riposo non avevano tamponi, non avevano i DPI, non avevano una procedura, eccetera. Quindi c'è stato veramente da parte loro un atto eroico nel farsi carico di tutto per cercare di rispondere al meglio. Però sappiamo benissimo che non solo, quando avevano un ospite che aveva una patologia, aveva male o aveva addirittura il Covid, dovevano ricoverarlo, spesso gli ospedali li hanno riportati da loro, curati dai sintomi più gravi, dopo essere magari stati addirittura intubati, ma ancora positivi, riportati dentro la casa di riposo. C'è stato veramente un fronte di guerra, chiamiamolo così, da cui noi siamo usciti con le ossa, noi dico anziani perché io rappresento gli anziani, noi siamo usciti con le ossa spezzate, e quindi in questo periodo è stata dura e lunga,
E uno dei motivi per cui noi abbiamo molto protestato è che il distacco, che è stata la cosa più deleteria, proviamo un po' a immaginare, il distacco dai parenti, dai figli, dalle nuore spesso, dalle figlie spesso, perché la cura è un po' più al femminile, ahimè, è stato deleterio ancora di più. Cioè uno che si trovava dentro la casa di riposo, magari in uno stato di non autosufficienza, per molto tempo non ha potuto vedere i propri familiari, e qualcuno, se non è morto di Covid, ci ha lasciato le penne proprio per quella struggente situazione in cui si è trovato. Ecco. Chiaro. Allora, noi adesso vedevamo prima appunto la slide, questo era un po' un quadro generale, Certo. cioè, entrando sempre nello specifico della situazione, perché chi magari non la vive non se ne rende conto. Abbiamo la media di età degli ospiti, e qua vediamo già dei numeri importanti rispetto ad anni addietro, era 85 anni nel 2019, adesso è passata a 86 anni la media, quindi vuol dire che abbiamo persone molto, normalmente si dice anche in alcune case di riposo over 90 tranquillamente, quindi sono persone estremamente fragili, alcune delle quali non possono nemmeno essere vaccinate, questa è una cosa da tenere in conto. Poi ci sono il 36%, il secondo punto, degli ospiti ha bisogno di un aiuto per alimentarsi, quindi non può alimentarsi da solo, e il 34% ha almeno 2 patologie croniche. Esatto. Quindi sono persone che affrontano una quotidianità alquanto precariamente, alquanto in modo difficile, però dove si capisce che per aiutarli è necessario che ci sia personale preparato all'interno. Assolutamente. E qua il punto è che ho detto prima che le strutture non erano preparate, ma soprattutto erano insufficienti. I posti letto che noi abbiamo in Italia, media in Italia, sono 19 ogni 1000 abitanti. Certo. Posti letto nelle case di riposo, e nei paesi OCSE la media è 47 ogni 1000 abitanti. Però se andiamo sullo specifico e facciamo che quanti sono i posti letto su 100 ultra 65 anni, in Olanda, che è il paese più dotato, sono 7 ogni 100 persone che hanno più di 65 anni, in Francia sono 5, in Italia, che è in fondo scala, 1,9, e la Grecia 1,8, che è il fanalino di coda. Questo la dice lunga. È chiaro che se tu non hai strutture che possono sufficientemente ospitare e serenamente ospitare queste situazioni, chiaramente hai una compressione e non puoi adottare quei sistemi di cura e di assistenza sociale che sono alla base dell'accreditamento delle case di riposo, perché la casa di riposo non è una roba che si inventa così, è una struttura socio-assistenziale e socio-sanitaria che ha bisogno e soggiace a delle regole molto precise. Però è vero, quello che dice lei è fondamentale per la comprensione, però c'è un altro aspetto, parlando con alcune direzioni sanitarie delle case di riposo, lamentano che soprattutto in certe zone dove non c'è un numero sufficiente di residenti, di anziani, la struttura non può andare avanti, certo. Per cui è un gatto che si morde la coda, per cui magari ne avessimo anche di più, ce ne sono anche perché è stato anche ravvisato un business per cui alcune multinazionali hanno provveduto a farne, però se poi gli anziani non ci vanno, e non ci vanno anche perché non possono permettersi di entrarci, perché è un lusso, diciamo la verità, entrare in certe case di riposo o in generale, Lo dice la situazione pre-pandemia. La situazione pre-pandemia, tu non trovavi un posto in casa di riposo e ti mettevi in coda. Non solo, non trovavi una svama libera, no? Perché il Veneto legifera così, fa un calcolo di quanti possono essere assistiti e dà delle autorizzazioni. Dopodiché, se tu superi l'esame, ottieni il concorso pubblico, i 50 e oltre euro al giorno per la tua situazione, che alleggerisce il peso economico che la famiglia deve sostenere per metterti in casa di riposo. Quindi prima della pandemia non c'era posto, okay? Durante la pandemia ne sono morti,
qualcuno ha cominciato a pensare, ma se metto il mio anziano in casa di riposo non è detto che sopravviva, e quindi è cominciato lì a calare, sono cominciati a calare anche la copertura dei posti letto. Tant'è che adesso alcune case di riposo sono attorno a un'occupazione, prendiamo quella più importante qui a Padova, a un'occupazione attorno al 90%, ma non ha mai avuto un calo, ne ha sempre avuti 100% se non di più. Ecco. Per esempio a Rovigo abbiamo avuto un calo significativo alla IRAS di Rovigo di un buon 25% degli ospiti, e la casa di riposo è in serie difficoltà. Infatti nella zona del Polesine ci sono diverse criticità, no, che avete riscontrato. Ci sono diverse criticità, abbiamo anche la casa di riposo di Badia, che ha avuto una grossa debacle in senso di presenze, e questo è il cane che si morde la coda, cioè le famiglie avevano paura di portarli in case di riposo. Non solo, si aggiunge il fatto che durante la pandemia, provenendo poi da una crisi economica che non era ancora finita, e soprattutto nel Rodigino, ma anche altre aree del nostro Veneto non era ancora finita, le famiglie non avevano risorse per poter portare in casa di riposo le persone. La pandemia questa situazione economica l'ha aggravata, ed ecco che si abbassa la presenza dentro le case di riposo. Siccome sono a stecchetto e sono poco considerate, poco finanziate pubblicamente, la situazione di converso arriva al dunque, e ti trovi che calano gli ospiti e i conti vanno in rosso. E quindi le risposte quali sono? O se sono un IPA comincio a vendere i beni, oppure se non ne ho beni da vendere e mettere a coprire i buchi di bilancio, diciamo, del conto economico annuale, alzo le rette, e sono alzate le rette dappertutto. Però a quel punto i pazienti, le persone non ci possono più entrare. Peggio aggravo la situazione e quindi ho detto il cane che si morde la coda è quello lì. Quindi il problema è manca un disegno, manca un pensiero, manca una visione. Allora, no, ma ancora più in prospettiva, manca una visione in prospettiva futura, tra le altre cose, per cui certo, nell'immediato e anche in prospettiva futura non c'è. Il quadro demografico ha, qua vediamo anche un po' la seconda slide, ha un ruolo determinante, tra l'altro, perché è quello che dicevo, in prospettiva futura ci fa capire cosa potrebbe succedere, però già nell'immediato. Eccola qua, la vediamo con gli anziani veneti, quanti sono e quanti poi saranno, no? Vediamo un po' di commentarlo. Sì, potremmo riassumerlo con semplicità. Il Veneto ha il 23% di popolazione ultra 65enne, ma la vera preoccupazione è la tendenza, perché fino a, grosso modo, paese più, paese meno, fino al 2012 il ricambio, cioè gli ultra 65enni, fino al 2012, 2010, chi 2008, ecco, gli ultra 65enni erano pari a 0-15 anni, a quelli, ai ragazzini da 0 a 15 anni. Cosa vuol dire? Vuol dire che allora si era grosso modo in equilibrio, quindi c'era, come dire, il ricambio pronto. Sì. Ma da lì in avanti c'è stata una crescita vertiginosa fino ad arrivare ad ora a un, diciamo così, dato di sintesi, che a ogni 100 di questi ragazzini, no, ci sono 71 in più, cioè 171 anziani. Quindi qual è però la tendenza? Ogni anno in Veneto cresceremo di più 5.000 ultra 65enni in Veneto. Dopo chi più chi meno, ma poco discosta una città dall'altra. Assieme però va messa la denatalità. Il Veneto, che è nella media dell'Italia, ha un indice di nascituri per donna di 1,29. Per fare pari bisognerebbe che fossimo a 2,1. Ah, sì. Siamo in buona compagnia anche di altri paesi, ma anche qua siamo fra i paesi che hanno una denatalità più forte, accentuata durante il periodo della pandemia, guarda caso, perché l'effetto pandemia, soprattutto nel 2021, si è visto, meno matrimoni,
nel 2020, meno nati nel 2021, è ripreso un po' i matrimoni nel 2021, per fortuna. Ecco. Quindi il pericolo all'orizzonte è che meno nati vuol dire un problema di leva di lavoro in prospettiva futura, vuol dire welfare che non viene finanziato in prospettiva futura e quindi rimedi che bisognerà trovare. Ma soprattutto in una situazione come questa io credo che non avere una visione completa di come affrontare la cura degli anziani in prospettiva, visto che crescono, sia molto grave. Quindi noi abbiamo lanciato un SOS, chiamiamolo così, alla Regione in particolare, e poi declinata per le varie province, perché si abbia cura di intravedere una maniera diversa di affrontare il problema degli anziani, soprattutto dei non autosufficienti. Che anche quelli sono numeri importanti tra le altre cose. E, tra l'altro voi da più tempo avete reclamato una riforma delle case di riposo e anche del loro accreditamento, come lei accennava prima. Però allo stato attuale mi sembra che siamo ancora fermi. Ma che cosa dovrebbe comportare una riforma? Cioè quale dovrebbe essere uno degli aspetti? Perché poi quando si parla di riforma le persone non capiscono, che dicono questi sono i punti fondamentali, ma dove si vuole, a che cosa potrebbe servire? Sì, innanzitutto c'è una questione di applicare le regole che già ci sono. Perché le case di riposo non è che vengono accreditate sulla base, come ho detto prima, è un'invenzione, ci mettiamo in proprio, facciamo 2 o 3 locali e diventa una casa di riposo. No, no, c'è tutta una sequenza di regole da rispettare che va dagli spazi, che devono essere sia quelli del posto letto, per carità, sia quelli dei servizi essenziali, ma quindi anche una miglior vivibilità all'interno delle strutture. Ma anche una struttura che abbia gli spazi di socialità interna che durante il Covid sono stati messi a dura prova, non essendoci o essendo molto limitati, perché sono state date così, insomma, anche alcuni accreditamenti, tra l'altro in dispetto a quelli che fanno le robe fatte bene, perché sempre c'è il furbetto del quartierino che si muove a dispetto di chi invece in maniera teutonica applica tutte le regole fino in fondo. Quindi la prima cosa è far rispettare quelle che già ci sono. Perché? Perché durante l'accreditamento l'ULSS va a verificare tutti gli ominicoli. Durante l'esercizio poi non si va più a verificare proprio niente. Cos'è che manca principalmente? Beh, a parte una carenza di personale, dopo lo affronteremo, ma cos'è che non va nelle case di riposo che voi avete riscontrato? Quello che abbiamo riscontrato è che una buona parte del divieto di poter andare a diciamo così, visitare gli ospiti e quindi i parenti è dovuto al fatto che non c'erano spazi, esterni, perché quando fu chiuso l'interno, molte case di riposo, devo dirlo, perché rispetto sempre il lavoro che sono state fatte in queste case di riposo, molti si sono adoperati perché ci si potesse vedere all'esterno, ma all'esterno ci sei se hai uno spazio. Come fai a immaginare che una casa di riposo non abbia un minimo di spazio verde, non abbia una residenza che sia minimamente completa? Perché dobbiamo interpretarla come uno spazio angusto, chiuso ermeticamente, dove nessuno può entrare e nessuno può uscire? Ecco, questo è uno dei criteri. Insomma, noi dobbiamo immaginare la casa di riposo una residenza aperta alla comunità, aperta al fatto che si possa colloquiare con fuori. Una residenza che noi chiediamo possa essere anche semi-residenziale, cioè uno che è più grave resta dentro, uno che è meno grave fa determinati servizi e poi magari esce. Quindi ecco, deve anche cambiare l'idea di cos'è una casa di riposo, che è stata un po' vilipesa durante questo periodo del Covid. Anche dalla stampa, diciamolo pure chiaramente, perché era facile creare, a Merlara è successo questo, sì, ma a Merlara, poverini, si sono arrabattati più meglio che hanno potuto, dopo non avevano più personale, è arrivato l'esercito.
Chiaro. No. A proposito del personale, quello come si ovvia quel problema là? Perché mancano figure professionalmente preparate e non ci sono giovani che vogliono prendere questa professione. Quando noi parliamo di riformare, noi parliamo anche che i canoni che sono ora messi per l'accreditamento, che dicono tot sanitari per numero pazienti, si è visto che durante il Covid non bastavano. Ecco, banalmente, se noi avessimo avuto più personale, anche il discorso delle visite, seppur in spazi piccoli, si poteva calendarizzarlo durante la giornata, però sempre ovviamente con rispetto di tutte le regole. Ma anche qua, se non hai personale cosa fai? Perché ci deve essere personale che porta fuori la sedia a rotelle con la sì, perché se entrano gli estranei diventano contamini dei luoghi. Un'idea di cambiare il numero, e come si cambia il numero di addetti per? Si cambia con un adeguato finanziamento. Cioè qua parliamo di un'attenzione che però non deve un adeguato finanziamento scaricarsi nuovamente su chi deve portare, anche perché un minimo di rispetto per questi anziani che hanno prodotto questo benessere in cui stiamo vivendo, pur con tutti i problemi in cui stiamo vivendo ognuno, in questo benessere, in questa coesione, in questa pace sociale, in questa situazione, diciamo, di democrazia, complessivamente di un buon vivere, ecco, con tutti i suoi difetti per carità, ma di un buon vivere. Allora, io credo che un buon vivere deve anche essere guardato avanti, deve vedere cos'è che succede da qui in là e dobbiamo avere la capacità di immaginare un potenziamento delle RSA, ma un cambiamento anche radicale degli spazi, degli addetti e delle cure sanitarie. Per esempio, uno degli obblighi che è stato affibbiato così in emergenza alle case di riposo era quella di un direttore responsabile sanitario. E questo direttore responsabile sanitario chi è che se lo paga? Cioè tu hai già i contratti di tutti quelli che sono venuti con delle determinate rette, alla fine hai questo non ce la fanno, raramente lo hanno fatto. Ha sopravveduto la ULSS mandando diciamo, non dico part-time, sporadicamente un qualcuno che va a sopravvedere alla situazione sanitaria, perché è una responsabilità dell'ULSS. La ULSS comunque ha fatto il suo. Ecco. Manca però appunto, dobbiamo portare a sistema i fattori e dobbiamo dargli una prospettiva. Lo dico accuratamente perché non è che di questo dobbiamo scaricare sulle famiglie, perché fin tanto che si poteva andare dentro, anche le case di riposo stavano, cioè voglio dire le direzioni a case di riposo stavano un po' attenti perché i genitori vanno dentro, sono organizzati in comitati, quando non hanno più potuto andare dentro ci hanno subissato a noi di telefonate. Chiaro. Guardate che là succede questo, succede quell'altro e via. Sì, ma il fatto è questo, che ad esempio vediamo appunto l'ultima slide sul discorso dei vaccinati, perché entri in una struttura come una casa di riposo e effettivamente il numero di vaccinati è estremamente alto, no? Perché qua vediamo questi numeri, eccoli qua, per cui da 70 a 79 anni abbiamo 87,6% con l'addizionale booster, il 94% il ciclo completo e il 95% vabbè, almeno una dose, non serve quasi niente ormai. L'addizionale ciclo completo penso che sia tutte e 3 le dosi, giusto? Certo. Ecco, quindi quasi una percentuale altissima e over 80 praticamente hanno ciclo completo 100%. Però a me segnalano che nelle case di riposo in realtà ci sono persone che non possono essere vaccinate. Perché, perché hanno delle patologie molto gravi, patologie che lo rendono estremamente fragili e delicati, per cui se entra il Covid queste persone qui non la passano liscia ed è quella un po' la problematica per cui stanno molto attenti. E ci sono percentuali di case di riposo anche abbastanza alte, cioè io conosco una persona, una mia amica, 2 genitori, entrambi hanno chi una patologia, chi l'altra, non si possono vaccinare e vivono nel terrore che qualsiasi entità possa farli ammalare e questi non li vedono più. Il commento su questa partita è, innanzitutto abbiamo anche lo slogan ancora presente, noi abbiamo fatto di tutto e di più e ci siamo presi anche le nostre dai Novax a dire il vero, no? Perché ci hanno addirittura assediati nei nostri social
perché eravamo i naso-vaccinisti, no? Allora, io penso che la vaccinazione abbia salvato enormemente gli anziani, ma tutta la popolazione, insomma, perché è vero anche che adesso il virus è ancora in crescita, però è anche vero che chi è vaccinato magari ha una conseguenza che è pressoché nulla, è poco più di un raffreddore, se non meno di un'influenza. Quindi sicuramente è stato bene e il 100% degli anziani sono vaccinati, tranne appunto queste situazioni. Ma queste situazioni che in altri paesi sono ben, come dire, prese in carico, da noi non esiste. Perché? Perché la legge sulla non autosufficienza, che già con grande fatica è stata fatta, ma è stata messa in un progetto di legge che non è ancora messo in discussione alla Camera, e c'è la Commissione Turco che sta pressando non solo perché, grazie al fatto che tutte le associazioni, sindacato compreso, che si occupano di non autosufficienza, questi casi che diceva lei prima, poco fa, ecco, queste si sono messe assieme con una lobby di pressione, siamo quasi 50 associazioni, una rete, un network che sopravvede alla disabilità complessivamente intesa, alla non autosufficienza complessivamente intesa, fino a che non abbiamo una legge che prende in carico la persona e se la porta appresso con tutte le cure a casa, fino a che è possibile a casa, in una struttura adeguata dopo, e fino a quelle che sono le strutture di ultima istanza, ecco che noi non abbiamo fatto quell'atto di civiltà che è dovuto in una società libera, civile e democratica come la nostra. Pensi addirittura alla beffa, nel bilancio si sono messi i fondi. Nel bilancio dello Stato ci sono i fondi, la legge non viene in discussione. Il rischio è che passa la legislatura e finisce la storia. Tenga presente tra l'altro addirittura che il PNRR, pur poco che abbia messo, ha messo comunque una botta di soldini, di qualche miliardo anche su questa partita. Bisogna procedere, quindi. Io la ringrazio, segretario, perché di questo tema poi bisognerà continuare a parlarne, per far rendere edotti i nostri telespettatori e far capire che vi state muovendo anche a livello unitario, tra l'altro, questa è una cosa molto importante. Grazie ancora a lei, grazie a voi telespettatori di averci seguito, appuntamento come sempre, alla prossima. Buonasera a tutte e a tutti.